Come target non vogliamo aggiungere nient'altro tra tutto quello che si è detto, specialmente nell'ambito nostro giornalistico, ma anche nella scuola, per la scomparsa della collega Loredana Guida. È una morte assurda che ci ha colti tutti di sorpresa, naturalmente ci ha buttato nello sconforto. Sapete che c'è un fascicolo aperto, la magistratura, ma anche l'ospedale con la direzione hanno aperto un'inchiesta, insomma si farà chiarezza. Noi vogliamo solo dire ciao Loredana, ci hai lasciato troppo presto in una maniera senz'altro ingiusta. Bene, siete con noi, Target, il vostro appuntamento settimanale che vi tiene compagnia in prima serata il mercoledì sera e poi durante il corso della programmazione di Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre. Tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale ci vede in questo più di un decennio, insomma, nel quale abbiamo cercato di dare il nostro contributo mettendo in evidenza e in risalto con i mezzi che per fortuna la TV ci dà, le piccole grandi realtà del nostro territorio, singole entità, associazioni, club service, sindacati, dal punto di vista anche dello sport, della musica, insomma tutto quello veramente che rende bello e grande il nostro territorio. Con Target noi a volte lanciamo anche delle proposte, forse magari lo spazio che viene dedicato ai nostri ospiti è ristretto, avrebbero tantissime altre cose da fare, però insomma l'importante è che l'argomento viene amplificato, viene focalizzato e poi magari con altri mezzi, in altre situazioni, si può andare avanti nell'approfondimento. Anche questa sera parleremo di interessanti argomenti con i nostri ospiti che ringraziamo già fin dall'inizio per la loro disponibilità e la loro presenza, anzi voglio presentarli subito così iniziamo questa nostra ora circa di conversazione con argomenti, ripeto, che spero seguirete con attenzione. Rosario Manganella, lui è il presidente dell'Istituto Studi e Ricerca intitolato a Calogero Marrone. Si prosegue con Gerlando Amato, da qualche giorno rieletto presidente del Panathlon di Agrigento. E poi la dottoressa Gina Bosco, lei è il direttore del servizio di epidemiologia dell'ASP 1 di Agrigento. Proseguiamo con Basilio Borgo, è uno scrittore grafico, come ha tenuto a precisare, e ci presenterà questo suo lavoro che a noi insomma è molto caro e tra un po' scopriremo il perché. Parliamo anche di sindacato con il responsabile delle funzioni centrali della CISL Funzione Pubblica, Totò Parello, e poi la nostra ospite musicale con noi, Morena Rubino. Questi sono i miei ospiti, iniziamo subito, insomma la domanda è d'obbligo, dottoressa Bosco, questo coronavirus dalla lontana Cina ci deve fare paura? Insomma, ci deve fare preoccupare un pochino, almeno quello sì. Paura, per fortuna in Italia non ci sono casi, non ci sono stati casi e fino a quando questo non avviene già noi riusciamo a essere un attimino più distaccati e a cercare di organizzarci meglio, ecco, di prepararci ad un'eventualità seguendo quelle che sono state le prime disposizioni, diciamo, operative. Il coronavirus è un vecchio animale, insomma l'abbiamo conosciuto in passato. Ecco, non è una cosa che è venuta adesso fuori? No, questo è un nuovo coronavirus, però il coronavirus magari, ecco. Sì, una variante. Il coronavirus è la causa dei comuni raffreddori, per esempio, ma anche della famosa SARS o della sindrome medio orientale che causa malattia in Medio Oriente, appunto. C'è sempre questo passaggio di specie nel coronavirus, diventa virulento e quindi poi può avvenire la trasmissione da uomo a uomo, quello che è successo per la SARS con lo zibetto, che era l'animaletto che aveva causato appunto il passaggio di specie, con la sindrome medio orientale che invece è causata dal dromedario, cioè partenza dal dromedario, e questa forma che ancora si fanno tanti preconcetti, si sta vedendo un attimino. Si è partito dal serpente? Sì, serpente, pipistrello, siamo lì a studiare
studiare meglio. Penso che tutto il mondo in questo momento nei laboratori si cerca appunto di comprenderne l'origine per poter arrivare a una soluzione. Bene, parleremo con lei di quelle che sono le predisposizioni, insomma, le azioni che Certo. l'ASP sta facendo qui nelle nostre parti in particolare, ma un po' in Certo. tutta Europa, in tutto il mondo c'è questa apprensione. A proposito diciamo, di temporalità, proprio il 27 lunedì si è celebrata il giorno della memoria per ricordare l'Olocausto, lo sterminio degli ebrei e non solo operato dai nazisti. Favara, insomma, ha voluto un po' fare le cose in grande, invece del giorno della memoria da 4 anni ha messo su la settimana della memoria. Manganella. Sì, abbiamo ritenuto che un giorno non fosse sufficiente a raggiungere soprattutto gli istituti scolastici della nostra città per parlare con i ragazzi, gli alunni, gli studenti, anche con i docenti su un tema, un argomento che ha una sua importanza, anche se è collocato diciamo nel passato, però bisogna sempre stare attenti perché non si sa mai quello che può succedere da un momento all'altro, ci può essere sempre l'agguato, e quindi noi abbiamo ritenuto che era opportuno coinvolgere tutte e 7 gli istituti scolastici della nostra città con le quali scuole poi noi abbiamo, come voglio dire, abbiamo predisposto un piano veramente programmato, articolato, minuzioso. E prima di entrarvi nel merito, brevissimamente volevo ringraziare gli alunni, i docenti referenti della Shoah e ovviamente i dirigenti scolastici. Una settimana, dicevo, di intensi incontri con protagonisti i ragazzi che con la loro abilità canora nello scrivere, nel fare delle rappresentazioni, delle drammatizzazioni anche dei video, hanno espresso quello che insomma hanno appreso su questa tragica pagina della storia. Sì, abbiamo ritenuto che era giusto conoscere questa pagina, una delle pagine più brutte della storia dell'Italia e dell'Europa in maniera particolare, anche se poi si è subentrata anche la Seconda Guerra Mondiale, l'intervento di altre forze dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti d'America, che poi sono sbarcati qui, diciamo, nella nostra provincia, a 2 passi dal posto 9 ci troviamo noi. Conoscere per evitare, e quest'anno noi abbiamo voluto soprattutto utilizzare una specie di parola d'ordine che ha lanciato Liliana Segre, che come sapete è stata nominata nel gennaio del 2018 senatrice a vita da parte del Presidente della Repubblica. Il suo slogan era no all'odio e alla indifferenza, proprio perché bisogna capire che siamo una razza umana e proprio per questo dobbiamo avere sempre rapporti, diciamo, buoni, positivi tra di noi e soprattutto fare in modo che ciascuno non pensi al fatto che quel fatto che sta accadendo non ci interessi, per cui a me non mi tocca, quindi sono indifferente rispetto al problema, no, perché quel fatto di cui parliamo purtroppo negli anni e soprattutto durante il periodo nazifascista, soprattutto con le leggi razziali che sono state emanate, hanno toccato 1 milione di ebrei, sono stati 6 milioni gli ebrei uccisi nei lager nazisti, 1,5 milioni circa di bambini che non avevano sicuramente nessuna colpa, innocenti, diciamo, al massimo livello, che sono stati messi anche nei forni crematori e poi bruciati vivi. Con Manganella parleremo anche dell'istituto che lui presiede, intitolato a Calogero Marrone, uno
dei giusti tra le nazioni. Proseguiamo conoscendo i prossimi ospiti. Gerlando Amato, dicevamo, è da qualche giorno riconfermato presidente di Panathlon, che è un club service nell'ambito dello sport. Sì. Il Panathlon, rispetto a tutti gli altri club service, diciamo, noi italiani abbiamo il privilegio che non è di origine anglosassone, ma è stato fondato a Venezia nel 1955. Ecco, perché si parla sempre di Lions e degli altri. Siamo alla stessa stregua, alla stessa stregua degli altri. Però siamo italiani, ecco, siamo italiani, sì, di origine italiana. È nato a Venezia, ripeto, nel 1955, poi si è esteso in tutta Italia. Il nostro club in città ad Agrigento è stato fondato 55 anni fa, ad ottobre compiremo il 55esimo. E ci occupiamo della diffusione dello sport, dell'etica sportiva, del fair play in particolare, e anche agiamo per seguire i ragazzi, soprattutto queste delle ultime generazioni che un po' sono turbolenti, voglio dire, e ci occupiamo anche delle devianze che possono essere la droga, il tabagismo, l'alcolismo o altro. Cerchiamo di fare il nostro meglio, soprattutto operando in ambito scolastico, soprattutto durante l'adolescenza, in modo che siano pensiamo che possano essere più ricettivi, perché uno slogan principale è lo sport è salute, quindi combattendo queste devianze cerchiamo di portare i ragazzi nella giusta via. Gerlando Amato come sposa lo sport? Cos'è, uno sportivo, un praticante? Allora, sono stato praticante da ragazzo, poi sono stato... Quale sport? Io ho fatto pallavolo da ragazzo, poi sono stato arbitro di pallavolo, giudice di atletica leggera, poi la mia carriera è nata da cronometrista, giovane cronometrista. Quante parole che vi ho detto, queste cronometri. No, sì. Perché io facevo atletica quando c'era il vostro dito che, sì, c'era si azionava. La famosa padella, oggi è tutto cambiato, oggi c'è la tutto famosa i padella. microchip e tutto. E quindi poi ho operato in ambito provinciale, in ambito CONI, sono stato anche vicepresidente del CONI provinciale, e quello che mi gratifica, sono stato anche vicepresidente della mia federazione cronometristi, cercando di fare il meglio per quanto riguarda lo sport. Come atleta, come professionista, adesso impegnato come presidente del Panathlon, lo sport è sempre in primo piano. Sì. Bene, parleremo delle vostre azioni, di quelle che sono gli appuntamenti che un presidente sicuramente propone al suo service e alla sua platea. Ci spostiamo con Basilio Borgo. Volevo scrivere solo scrittore, invece lui ha detto no, se metti scrittore devi mettere anche grafico. Perché? Perché io, allora, sono stato sempre un grafico dall'età di 4 anni, perché me lo ricordo, anche se insomma sono passate il tempo. Da 4 anni sono passati un po' di... Mio papà mi faceva visitare tutti i cinema di Agrigento. Allora c'era il cinema e c'era l'Agragas all'Essaneto, quindi non c'erano altri divertimenti, se no il biliardino con i compagni di scuola. E io avevo questo vizietto, appena finivo di vedere, mi piacevano molto i film questi di guerra, americani contro i giapponesi, troiani contro i greci, insomma di tutti i secoli. Andavo a casa e mettevo in carta quello che vedevo, quindi avevo questo vizio dei disegni di massa, non disegni tipo ritratti, queste cose, disegni di massa. Io ci provavo di un azioni, insomma, che ricordavi particolare. Ebbene, ora torniamo ai tempi d'oggi, circa 5-6 anni, poi io in passato, negli anni '80, qualcuno si ricorda di me che facevo dei giornalini prima di andare allo stadio che consegnavano gratuitamente, e c'erano le mie vignette, ecco, le azioni da gol delle partite precedenti. Avevo questo, perché io ho conosciuto negli anni 60, inizio anni 60, i famosi giornali Calcio e Ciclismo Illustrato, Lo Sport Illustrato, in cui c'erano i disegni, la grafica di Silva, il grande Silva milanese, e quindi ho preso spunto un po' da lui.
un certo punto, tramite un mio collega d'ufficio che era al comune, Enzo Nocera, che conoscete, insomma, giornalista pure, dice perché non facciamo dei disegni nel sito dell'Agras, così insomma, ho cominciato un po' a fare. Poi un bel giorno mi incontrò l'onorevole Iacolino, che conoscevo, che è stato assessore al comune, mi disse perché non fai un libro? E come si fa un libro? Non manco sapevo come iniziare. E poi lui ci ha messo anche del suo, ma abbiamo fatto il primo libro. E di lì siamo partiti, poi noi siamo partiti insieme, non c'era. Hai imparato la strada. Poi praticamente, poi stato da solo, in pratica sono arrivato al mio 31esimo libro. Per il momento facciamo vedere solo la copertina e il titolo, sì, e poi lo parliamo, sì, con più profondità. Sì. La serie C a fumetti. E perché c'è la foto del nostro Gerry? Allora, il discorso è stato questo. Io nel completare il mio 30esimo libro, in questo libro era particolare, insomma, un po' personale, Gerry mi aveva dato, che a Gerry l'ho conosciuto nel luglio del 71, in occasione del mio fidanzamento con la mia prima moglie. E lui allora mi ricordava sempre questo particolare. Dico, ma non c'hai una foto del Lido Tritone che non riuscivo mai a trovare nell'internet? E lui mi ha dato questa foto, che sarebbe questa di qua. Però in piccolo l'ho messo in quel libro. Mentre ero in completamento di quel libro, purtroppo abbiamo saputo la morte di Gerry. Mi ha preso un po' la sprovvista, anche se sapevo che aveva avuto dei la problemi. Dedica a lui allora. Praticamente allora subito in 4 e 48 mi è venuto in mente, siccome lui è innamorato dei miei disegni, diceva sempre tu sei Cristiano Ronaldo della grafica, mi diceva sempre così. E praticamente ho buttato giù questo libro e nel giro di 10 giorni, tramite la tipografia è stata velocissima, abbiamo costruito questo libro nel giro di un mese. Bene, poi parleremo dei contenuti, sì, del libro e di quello che hai messo dentro. Conosciamo anche Totò Parello, sindacalista della CISL, funzione pubblica, adesso un po' più ampio nel nome, si chiamano le funzioni centrali, praticamente sono i ministeri e le agenzie, insomma, è così, no Totò? Il microfono. Sì. Agenzie anche gli enti pubblici non economici, tra i quali l'INPS, l'INAIL, c'era anche la Croce Rossa. Bene, quelli che guadagniamo poco, insomma. Sì, esattamente. e questo ci dà lo spunto anche per capire che spesso e volentieri quando si parla di statali si tende a generalizzare, ad inserire all'interno del panorama vasto, complesso delle pubbliche amministrazioni, esattamente, una serie di luoghi comuni che speriamo sia arrivato il momento di sfatare, anzi grazie per averci dato questa opportunità, per portare, come dire, alla conoscenza più capillare le problematiche enormi che ci sono nelle varie pubbliche amministrazioni. Per esempio l'Agenzia delle Entrate, che è in stato di agitazione, non lo fa perché vuole più soldi o vuole una gratificazione, dice noi siamo pochi, non ce la facciamo a lavorare. Non solo, si rischia appunto la paralisi di una macchina fondamentale dello Stato, che ha lo scopo di come dire, far sostenere il bilancio dello Stato attraverso le entrate. Vabbè, qualche cartella meno non guasterebbe. Diciamo. D'accordo, però ricordiamoci che dietro questo lavoro c'è la tenuta dei servizi pubblici, certo, l'efficienza dei servizi pubblici. Considerate che ieri, giusto per dare una pillola, c'è stata la relazione annuale della Forum PA, che è una società che fa consulenza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato delle pubbliche amministrazioni, e questo ha mostrato un rapporto impietoso, ha come dire, fatto emergere il fatto che negli ultimi 10 anni oltre 200.000 persone sono andate in pensione e nel giro di 3 anni la media è sopra i 50 anni, e la pubblica amministrazione investe per il proprio personale in formazione solo un giorno in media all'anno. Quindi se si vuole dire che le leggi, le circolari, i decreti sono all'ordine del giorno, insomma. Su questo vorremmo anche dire la nostra, nel senso che spesso e volentieri non si pensa che c'è addirittura un eccesso di normazione. Queste norme alla fine rappresentano dei vincoli per chi deve
gestire queste certo, vincoli rallentano enormemente l'azione amministrativa. Anche nello sviluppo del personale che ci lavora, anche nelle prospettive di carriera. Basti pensare che le mansioni, che ora sono tramite la commissione paritetica si sta facendo una mappatura di quello che è lo Stato, sono ferme dal 2006, quando è cambiato il mondo dal 2006. Qua si parla ancora di istruttore, di operatore, distinzioni che ormai di fatto non esistono più, quindi c'è una completa dicotomia tra quella che è la cornice contrattuale che va a individuare le mansioni e poi quello che realmente è l'esigenza, il fabbisogno che ha la pubblica amministrazione. Non puntiamo il dito allora sugli impiegati, insomma, sugli operatori. Dietro, come dice il sindacalista, ci sono tante difficoltà che insomma veramente rendono difficoltoso, se non certe volte impossibile il prosieguo e il disbrigo di una pratica che in pochi attimi potrebbe essere risolta. Dietro problemi complessi c'è la necessità di trovare soluzioni che sono altrettanto complesse. Bene, parleremo anche di altre problematiche legate alla funzione pubblica. Conosciamo anche Morena Rubino con 2B, come abbiamo subito evidenziato. Parlaci un po' di te, Morena. Vengo da Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. Sì, ho 20 anni, quasi, il cambio a marzo. Finito il percorso di studi? Sì. Cosa hai fatto? Corso benessere, operatore del benessere. Operatore del benessere. Del preciso, parrucchiere ed estetista. E con la canzone invece, oltre diciamo, alla qualità naturale, c'è anche uno studio, un percorso di approfondimento. 9 anni che studio canto. Ti ricordi quando hai iniziato un po' a stribellare in pubblico per la prima volta? Sì. Forse a scuola? No. Davanti a mia mamma e ai miei genitori. Quello non era un pubblico diciamo più esterno, a scuola sì. Si inizia lì. Questo è un piacere o potrebbe essere un lavoro? Spero un mestiere, cioè un lavoro. Vorrei tanto studiare canto, ovviamente, e insegnare. Bene, poi magari sentiremo sicuramente le tue qualità vocali con le canzoni che ci hai preparato. Ritorniamo a parlare della preoccupazione mondiale in questo momento. All'inizio si è parlato di pochi casi, poi i casi sono diventati di più, forse c'è stata anche da parte della Cina un po' insomma una chiusura e non essere proprio espliciti di quello che stava succedendo, dottoressa Bosco? Sì, probabilmente sì, o forse non si erano resi conto di quello che stava arrivando, perché sinceramente penso che nel giro di poco anche loro abbiano avvertito quel peso del numero dei casi, perché il primo caso il 31 di gennaio, insomma siamo solo al 31 di dicembre, siamo solo al 29 gennaio e noi meno di un mese è successo un cataclisma e ci sono stati più di 110 morti all'incirca, i casi dichiarati all'incirca sono 4.600, insomma ogni giorno i numeri aumentano. Certo, probabilmente ci sarà stato un attimo cercare di contenere, no, pensavano di poter gestire meglio la cosa e limitare il numero dei casi e poi quando questo non è stato più possibile hanno appunto negli ultimi giorni si vede come è cambiata la Cina in questi giorni, come le città sono blindate, quello che sta succedendo. Ma io penso che è proprio così che riusciremo a contenere, cioè bisogna veramente limitare i movimenti, è l'unica maniera, visto che ancora non possiamo gestire con un vaccino, con tanti altri modi, e l'unica cosa è contenere, stare un po' in quarantena. Le azioni che sta facendo il Sistema Sanitario Nazionale sono quelle giuste, quelle da protocollo? Diciamo che noi veniamo da altre situazioni simili che possono essere state l'aviaria, la pandemia del 2009-2010, ma anche l'emergenza Ebola per esempio, dove già il Ministero ci aveva dato, l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero ci avevano dato delle indicazioni, delle linee guida da seguire per approntare ogni azienda, insomma, un piano di protezione, diciamo. E questo ci aiuta
a ragionare, no? Anche se ancora non abbiamo delle vere e proprie linee guida, perché ancora l'OMS non si è dichiarato in questo senso, già sono state diramate delle disposizioni operative, o per esempio che incentrano tutto molto sulla definizione di caso, cioè non basta soltanto avere segni di una simile influenza, quindi febbre, tosse, dolori muscolari, mal di testa, perché questi sono sintomi simili ad altre patologie, no? Prima di tutto è la nostra influenza e siamo in piena fase influenzale, il picco sta appena iniziando e già si contano quasi 5 milioni di casi e quindi siamo in piena risposta antinfluenzale, per cui i sintomi sono molto simili ad altre patologie, ma anche ad un raffreddore più intenso. Allora, per definire meglio il caso e differenziarlo, oltre a questi sintomi si devono associare altre situazioni, come per esempio il provenire da un viaggio in Cina, soprattutto dalla città di Wuhan, cioè delle indicazioni specifiche, o essere stati a contatto con gente che viene da quelle zone, o altri paesi dove già i casi si sono manifestati, che so per esempio Thailandia, o adesso c'è il secondo caso in Vietnam, l'Australia ha avuto diversi casi, per cui quando ci troviamo davanti al medico di famiglia o il pronto soccorso, insomma, ma anche il 118, si trova davanti una persona che manifesta questi sintomi, febbre elevata, associandola a tutti i movimenti che ha fatto, perché è logico che oltre al fatto clinico, che sono i sintomi, anche l'epidemiologia va associata per definire il caso, e quindi tutto questo si deve studiare, perché altrimenti tutti con un po' di febbre e raffreddore potremmo essere dei casi, ma non è così. Bisogna il caso va definito bene, anche perché si intaserebbero i pronto soccorsi, ma anche le malattie infettive laddove ci sono, le reparti di malattie infettive, quindi il medico di famiglia, il medico di pronto soccorso, diciamo in pronto intervento, deve subito fare delle domande specifiche in modo da definire il caso prima. Ma nella quotidianità di ognuno di noi ci dobbiamo preoccupare? Noi non possiamo preoccuparci oggi perché chiaramente non ci sono contagiati, sarebbe assurdo creare un panico in anticipo, è possibile che tutto venga anche contenuto prima che arrivi da noi il caso, però è chiaro che anche da noi ci sono delle persone che provengono da quelle zone, cioè è logico che non possiamo pensare di essere un'isola felice e questo è quello che i rapporti la mente economici aperta. con la Cina, insomma, fino a qualche giorno fa erano... Certo, ma a parte i rapporti economici, ricordiamoci che ci sono i viaggiatori per diporto, so che ci sono state delle bande proprio che hanno frequentato tutta una serie di città e anche la città di Wuhan che provengono da tutta Italia, quindi non è solo il rapporto economico e non sono solo i cinesi, voglio dire, perché anche i nostri viaggiatori che tornano dalla Cina, sono tornati dalla Cina negli ultimi 15 giorni, sono persone diciamo, insomma, verificare, controllare, che dire. Comunque siamo sicuri che insomma, il sistema sanitario nazionale sta adottando tutte quelle che sono le procedure. Io posso dire che certamente noi stiamo facendo del nostro meglio, tutto quello che ci viene dal Ministero e dalla Regione personalmente lo divulgo a tutti i colleghi, agli ospedali, ai medici di medicina generale, in modo che tutti sappiamo tutto in ogni momento alla stessa maniera quindi ci si dovrà sostenere a vicenda. Ecco, gli operatori della sanità devono fare corpo, essere preparati, e anche il comune cittadino deve stare tranquillo, non farsi prendere attacchi di panico, perché poi è anche facile, no? Il primo che ti tossisce accanto e gli occhi a mandorla ti fa preoccupare ed è c'era anche un messaggio su Facebook che diceva non andate ai cinesi perché poi arriva queste sono cattiverie, purtroppo non hanno ragione. Non hanno ragione, anche io ho ricevuto qualcosa del genere e non ho più parlato con le persone che non ho assolutamente risposto. È chiaro che quello insomma... Per quanto riguarda invece l'influenza, chiamiamola così, banale, normale, ecco, forse dire la comune, l'influenza stagionale. L'influenza stagionale, ci sono dei picchi, ci sono degli alti, dei bassi, le persone che sono più o meno a soggetto. L'influenza di questo nostro inverno è in linea con quello che abbiamo avuto negli anni precedenti? Sì, sicuramente sì, molto simile a quella dell'anno passato. Di solito si misurano le settimane, si raggiunge il picco, si comincia adesso ad avere un picco e finirà verso la metà di febbraio, scenderà, diminuirà. Però le settimane si controllano tutte tramite i medici sentinella, per cui dalla 42esima settimana, che poi corrisponde grosso modo al
periodo, da quando si inizia la vaccinazione. La nostra vaccinazione antinfluenzale quest'anno è iniziata il 6 novembre. I medici di famiglia hanno avuto tutti i vaccini e ancora la campagna continua. Si completerà il 28 febbraio. Perché questa scivolata? Una volta si finiva a fine dicembre, poi si è visto invece che a volte ci sono delle recrudescenze primaverili che sono marzo, aprile, e allora si è preferito allungare. Che motivo c'era di interrompere una campagna quando ancora ci si poteva ammalare? Per cui la campagna dura fino al 28 febbraio, quindi tutti noi, tutti quelli che non si sono vaccinati, io mi sono vaccinata, sono una delle prime, ci credo, sono una vaccinologa, poi bisogna crederci nelle cose, no? Se non ci credo io... Cioè deve essere un po' anziano, deve essere ecco, con qualche patologia, sì, non sì, è che un ragazzo a 20 anni va a vaccinarsi, ecco, questo voglio ci dire. può anche essere questa opportunità perché la vaccinazione è dedicata a tutti gli ultra 65 anni, anche senza patologie particolari, per una questione d'età. Poi ci sono tutti i soggetti a rischio al di sotto del 65 anno d'età che vanno dai 6 mesi ai 65 anni a rischio per patologia. Sono i soggetti asmatici, i diabetici, tutte le persone che hanno delle patologie a rischio, che è meglio che non contraggano l'influenza, perché l'influenza di per sé è una malattia virale che nel giro di 4-5 giorni può anche risolversi senza nessun problema. Il problema sono le complicanze. Quindi una persona che già ha delle patologie di base, si è visto che la complicanza in un soggetto cardiopatico, in un soggetto broncopneumonico, che hanno già delle patologie di base può diventare gravissima, certo, sì, e quindi può anche portare al decesso, voglio dire, ecco perché si parla tanto di vaccinazione. Poi andarsi a rivolgere direttamente al proprio medico curante per manifestare questi sintomi e vedere qual è il giusto rimedio. Non facciamo che la prima pillola, il primo antibiotico che abbiamo a casa e ce lo pigliamo, tanto l'anno scorso mo pigliavo, no, non è così. No, bisogna crederci, la vaccinazione è è molto importante e sono i medici di famiglia appunto che vaccinano, negli ultimi anni sono loro che tengono la maggior parte portano avanti la vaccinazione, però anche nei nostri centri vaccinali si vaccina, anche i pediatri di libera scelta alcuni partecipano attivamente alla vaccinazione, per cui ma non solo i soggetti a rischio per patologia, anche i soggetti a rischio per attività lavorativa, ecco perché dico io sono un medico e io sono a rischio, anche gli operatori gli ospedalieri per esempio, quelli che stanno nelle corsie, quelli che stanno nei reparti più come i lutin oppure le rianimazioni devono per forza vaccinarsi perché sono un rischio per sé e per i pazienti a rischio che gestiscono. Bene, grazie di questo contributo dottoressa Bosco. Ritorniamo alla giornata della memoria, dicevamo il grande coinvolgimento delle scuole di Favara, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, abbiamo avuto la scorsa settimana ospite Carmelo Castronovo e l'Istituto Marrone con la collaborazione di tutte le scuole. E per l'Istituto Marrone che presiedi, Sasa Manganella, tra qualche giorno ci sarà un appuntamento importante per ricordare questo giusto tra le nazioni. Sì, abbiamo in pratica altri 2 appuntamenti nel giro di poco tempo. Uno è appunto il 75esimo anniversario della morte di Calogero Marrone che è avvenuto il 15 febbraio del 1945. Poi avremo il 6 di marzo che è la giornata dei giusti, vediamo che negli appuntamenti che abbiamo dobbiamo guardare anche a questo, ma il più prossimo e più vicino è sicuramente quello di ricordare questa figura di questo personaggio, di questo eroe della storia del nostro paese. È una storia purtroppo poco conosciuta, tanto è vero che 2 autori per la verità, che hanno scritto un libro su Calogero Marrone, Franco Giannandone e Ibio Paolucci, lo hanno intitolato L'eroe dimenticato, proprio perché per tantissimi anni nessuno sapeva di questo uomo, della sua storia, e comunque lo sapevano solo gli addetti ai lavori o i familiari. Ti ha rimproverato anche il professore Gerlando Cirola, mi ha detto che anche lui aveva tirato fuori lui ha scritto un libro, L'eroe Marrone, ecco, che io non ho mai visto, nel senso che gliel'ho pure chiesto. Glielo chiediamo ufficialmente allora ecco, al presidente dell'istituto. Qui perché vorrei leggerlo, perché sicuramente Gerlando ha dato anche qualche contributo, tra l'altro al libro di Giannandone e Paolucci, perché è citato proprio in questo volume, ma
semplicemente volevo dire chi era Calogero Marrone per coloro i quali sono la stragrande maggioranza, non hanno conosciuto la storia di quest'uomo. Calogero Marrone era nativo di Favara, era nato nel 1889 e all'età di 19 anni si era già sposato, aveva una moglie, lavorava al comune di Favara come dipendente. Un giorno il podestà dell'epoca gli ha chiesto di prendere la tessera del fascio, lui si è rifiutato, ha detto no, io non voglio assolutamente prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista, e questo è stato il motivo per montare su di lui una calunnia che addirittura lo portarono agli arresti al carcere di Girgenti. È stato lì per un periodo di tempo, ma poi il procuratore del re, di fronte diciamo alle accuse che non resistevano, lo hanno subito liberato. Calogero Marrone ci rimase molto male perché si aspettava che i suoi concittadini gli dessero diciamo quella solidarietà che è mancata, ma parliamo di un periodo nel quale c'era il fascismo che governava o sgovernava l'Italia, i paesi eccetera, le libere opinioni forse non si potevano esprimere, paura, c'era il rischio di andare a finire in galera senza pensarci due volte. E allora pur essendo stato riammesso al lavoro, Calogero Marrone soffriva il fatto di stare nella sua città natale, disse me ne devo andare, qui io non voglio più assolutamente restare. Gli fu propizio un bando di concorso bandito dal comune di Varese, lui vi ha partecipato, ha vinto il concorso, parliamo del 1931, e con tutta la famiglia si trasferì a Varese. Varese lavorò all'ufficio anagrafe e rilascio di carte d'identità di quel comune, un posto strategico per fare le cose che poi lui fece, cioè nel senso che aiutò gli ebrei, gli antifascisti, falsificando i documenti di riconoscimento, la carta d'identità, la tessera, come vogliamo chiamarla, e grazie a questo lui riuscì a liberare, a evitare che centinaia e centinaia di ebrei antifascisti venissero trasferiti nei campi di concentramento o nelle carceri della provincia e purtroppo poi ci è andato lui nel campo di concentramento. Sì, purtroppo poi è stato tradito da un suo collega, molto probabilmente non si è mai saputo il nome. Il podestà lo ha prima sospeso e poi dopo poco meno 10 giorni la guardia di confine tedesca, che si trovava diciamo, tra la Svizzera e Varese, lo andò a trovare a casa. Lui lo sapeva già, aveva pronta la valigia per andare a finire diciamo, inizialmente in galera, anche perché era stato preavvisato da un prete, Don Locatelli, che gli aveva detto: senti Calogero, verranno a prenderti, cerca di scappare, perché dice, no, dice, assolutamente io non scappo, prima perché ho dato la mia parola d'onore al podestà che non mi sarei mosso da Favara, e in secondo perché giustamente temeva rappresaglie nei confronti della sua famiglia. E quindi Calogero Marrone venne arrestato il 7 gennaio del 1944, condotto prima in alcune carceri e poi alla fine nel campo di concentramento di Dachau, dove appunto morì il 15 febbraio del 1945, all'alba diciamo della data della liberazione. Poi è venuta il 25 aprile. Molto preso insomma da questa figura. No, ma io mi sono onestamente ne prima sei innamorato, non lo conoscevo perché non c'era niente, ma poi mi sono innamorato di questo personaggio, di questa figura, poi perché vado spesso a Varese per ragioni anche familiari e ho incontrato parecchie volte diciamo, lo scrittore Giannantoni, perché nel frattempo Ibio Paolucci è morto e diciamo, siamo in continuo contatto, anche perché, e chiudo, lui ha promesso che rifarà una nuova edizione del libro L'eroe dimenticato, perché è stato stampato circa 12 anni fa, non c'è più in giro nessuna copia,
e poi perché vuole aggiungere il capitolo di cui già Giuseppe accennava all'inizio, che è quello di giusto tra le nazioni. Giusto tra le nazioni è un riconoscimento che lo Stato di Israele dà, attraverso lo Yad Vashem, dà ai cittadini non ebrei che hanno aiutato, salvato gli ebrei. Calogero Marrone era quest'uomo, è stato avvicinato al Perlasca oppure a Schilden nella stele che c'è a Gerusalemme, tra tutti gli altri personaggi, diciamo, giusti tra le nazioni. Bene, ci fermiamo un attimo, abbiamo la nostra amica Morena, abbiamo detto che il suo hobby potrebbe anche diventare una professione perché le piace molto. Ti ascoltiamo, Morena, cosa ci proponi come prima canzone? Perdon, perdon. Di chi? Degli Ahask. Al centro dello studio di Target, per voi Morena Robino. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginas si cielo cuando no era así, y si tenías ojos era para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, no confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Hoy te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales pero no las veía. Creía que un día te prometí cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, no confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Hoy te pido perdón, perdón. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos o confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Hoy te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Brava, brava Morena. Rieccoci ancora per riparlare dello sport, di quelle che sono le azioni di promozione di Palathlon, ma come diceva anche il presidente Amato, quelle che sono le azioni per cercare di distogliere anche attraverso lo sport i giovani da quelle che possono essere purtroppo le devianze e i pericoli. Presidente, qual è il tuo prosieguo, le azioni che avete già programmato? Allora,
ci siamo riuniti come direttivo giorni fa, abbiamo stilato un cronoprogramma. Iniziamo subito con metà febbraio, che in occasione dei campionati provinciali studenteschi di corsa campestre, intanto ricorderemo... Mi ricordo la prima gara che facevamo ai tempi del liceo, tutti indistintamente di quella che poi era la nostra specialità, la corsa campestre era d'obbligo. Devo sottolineare che in parte, o se non la gran parte degli studi superiori, snobbano questa attività. No, era bello. E lo so che era bello, io l'ho vissuto anche da cronometrista, oltre che persona. Quindi l'occasione, noi ricordiamo un grande, secondo me, e non solo, dello sport agrigentino, che è il professore Domenico Careffa. In questa occasione noi ricorderemo con una targa il professore Careffa. Cosa che facciamo per la terza edizione in dicembre, ricordando un altro grande sportivo, Memorial Pippo Micichè, un grande, era stato delegato provinciale del tennis e quindi uno sportivo oltre che insegnante di educazione fisica. È stato socio fondatore del club assieme al professore Careffa e segretario storico. Che cosa abbiamo programmato? In particolare per il riferimento al fair play faremo un incontro di basket 3 contro 3, ragazzi e non, senza arbitri, in modo che loro stessi si autogestiscono cercando di limitare al minimo gli scontri, i danni, eccetera. Poi vado un po' a saltare, all'inizio dell'anno scolastico successivo previsto un incontro con i dirigenti scolastici proprio per discutere sulle devianze, in modo da, soprattutto nelle scuole medie, e non solo, perché i ragazzi sono in formazione e quindi in occasione di questa tornata elettorale abbiamo previsto un incontro con i candidati sindaci per poter discutere sulla situazione degli impianti sportivi, che devo dire in parte sono stati recuperati, dati in concessione ai privati, quindi abbiamo alcune strutture che adesso sono migliorate, sono funzionali e funzionanti. Però tempo fa abbiamo fatto una ricognizione di tutti gli impianti sportivi, grandi e piccoli. Agrigento credo che stante il numero della popolazione e il numero degli impianti sportivi, credo che sia la prima in Italia. Tra piccole e grandi abbiamo qualcosa come 40 e più impianti sportivi. E quindi vorremmo fare questo incontro con i candidati sindaci per ampliare un po' il discorso, non fermarci solo all'Esseneto o ai campi di tennis che il buon Platania ha ristrutturato in maniera molto sono frequentatissimi. Ricordo agli inizi degli anni '80 il famoso Parco del Mediterraneo a Villa Seta che è rimasto lì. È stato il campo di Calagiera, si è svolto un incontro Italia-Finlandia, nazionale Finlandia, quindi poi prevediamo pure di fare, sempre in ambito scolastico, qualcosa sull'educazione stradale, perché dice che c'entra. Noi riteniamo che sia utile fare anche un corso simile con i ragazzi per abituarli anche qua a fair play, cioè, sapere il rispetto delle regole e fair play. Un po' è questo in linea di massima, sono progetti un po' ambiziosi. Perché questo mi ha sconvolto il fatto, diceva che le scuole hanno un pochettino bistrattato la parte dedicata allo sport. Certo, da noi non è mai stato come in America, no? Dove i campus, il primo del campus non era il più bravo ma era il più atletico. Però mi ricordo insomma, che ai tempi nostri l'educazione fisica aveva un principio e un'importanza basilare. Il Panathlon International è diviso in distretti, noi abbiamo il distretto Italia. Lo scorso anno il Distretto Italia lanciò un progetto, il Panathlon incontra la scuola, poi premiando i campioni provinciali con pergamene, eccetera, eccetera, a livello.
E devo dire che non tutte le scuole partecipano. Ma forse perché non hanno le palestre, non hanno i campi, Vabbè, non ma, hanno, guarda, la volontà magari. Io ho fatto pallavolo e pure giocato senza ginocchiere, pure sui campi in asfalto, quindi è questione forse di tempi e di mentalità. Di volontà. E di volontà. Di volontà, sì, Esatto. sicuramente. E a proposito di sport, il libro di Basilio Borgo, il libro grafico è proprio dedicato allo Se sport. posso, noi Prego. abbiamo pure in previsione di fare un incontro con il tema è sport e terza età, proprio perché lo sport, credo che qua la dottoressa mi può venire incontro, lo sport favorisce anche lo star bene, fisica. lo star bene. Non so se è ancora entrato in terza età, ma non credo, però noi abbiamo, faccio un esempio su tutti, insomma, perché era anche mio professore nella mitica società a Bebe Bechila, Lillo Scordino, insomma. Che Lillo Scordino, ecco, 70 e fischie, credo, no? Lillo Scordino è un nostro socio che ancora gareggia e vince, malgrado i Gareggia suoi e vince. 70 e più anni, appunto. è ancora campione italiano master dell'Angio del Disco, l'Angio del Giavellotto, Gareggia l'Angio e del Martinelli. vince. L'Angio lui è Altro insuperabile, che terza è età. insuperabile. Allora, Basilio, ritorniamo alla tua Serie C, credo che sia Akragas. Ma guarda, dunque, allora, non l'ho chiamato, dunque questo è una nuova collana, questo libro, perché io ho due collane, una è l'Akragas a colori e un'altra è l'Akragas in bianco e nero. Quella con l'Akragas in bianco e nero comprende anche i campionati della Serie A che vincevano gli scudetti. Dunque, praticamente molti ancora che gente non hanno capito che io mi dicono sempre ma sempre libri di calcio fai, ma non è che faccio libri di calcio per il calcio in se stesso, perché è un paramento il calcio, mi serve anche per spiegare i periodi, parlo di un periodo che succedeva anche sia a livello personale sia a livello della città. Per esempio io ho fatto un libro del 65-66 che fu dedicato al mio compagno di scuola che purtroppo poi è morto, sono stato testimone di nozze praticamente, e ho raccontato anche la frana di Agrigento, quindi come vedi insomma, poi ci fu un libro in cui c'era il periodo che è stato l'Unione di Firenze, quindi c'è lo sport ma collocato c'è anche calcio quelle che perché sono c'è la mia grafica, perché la parte, infatti molti lo comprano perché praticamente per vedere i miei disegni più che altro, no? Perché in pratica tramite internet sapete che uno, i colleghi può sapere tante cose, però il disegno sono disegni, è una cosa personale. Comunque il fatto, torniamo al discorso di Gerry, questo è una nuova collana a fumetti, perché mi sono detto io tempo fa, dico io devo rifare dei libri che ho fatto prima, però soltanto come fumetti, per dare questa cosa. Infatti questa è la sesta parte. Diminuendo la parte fotografica, diciamo. No, potrei dire che ce n'è qualcuno, però non è che è proprio totale, è il 70% dei fumetti. Ora, questo di qua è come è successo, che io stavo completando un libro, il 100°, che era un libro anche personale mio, e siccome avevo chiesto a Gerry circa un anno e mezzo fa, l'ultima volta che abbiamo parlato, dico Gerry, c'hai una foto del Lido Tritone? Perché se ti ricordi, dico, tu sei stato il testimone, lui suonava la chitarra in un complesso, io avevo 21 anni, era lui qualche anno più piccolo di me, e al Lido Tritone io, insomma, quel sabato mi sono fatto fidanzato con la mia prima moglie, ecco, e lui fu testimone del Lido Tritone, e lui praticamente mi fece avere questa foto. Anche se questa foto praticamente che lui che suona al Lido Tritone, però in quel libro l'ho messo un po' più piccola, ringraziandolo ringraziandolo personalmente. Poi lui circa un anno fa, quando è stato l'ultimo che siamo visti qua, mi si è dovuto andare a Milano, doveva fare un'operazioncina, poi non ci siamo visti più. Ora, quando è successo questo fatto, io ero in fase di completamento, ho saputo la notizia. E sono rimasto un pochettino perché dico come, stavo prendendo un libro, dovevo invitarti perché tu facevi parte di quel periodo e purtroppo io volevo leggere un minuto la parte finale della mia prefazione. Intanto la prefazione è intitolata Un fumetto all'improvviso di Basilio Borgo.
La parte finale, in contemporanea alla stesura di questa pubblicazione, una grave notizia ha angosciato completamente la mia memoria. La scomparsa di un caro amico, Gerry Butera, grande musicista e cameraman in TVA, quasi sempre presente nella presentazione dei miei manoscritti, a cui dava molto risalto, ma soprattutto testimone del luglio 71 del fidanzamento con mia moglie, eccetera, eccetera. E questo, grazie a Gerry ti dedico questo mio ennesimo libro, perché questo è un libro fatto un po' in fretta e furia, prendendo dei disegni che avevo fatto prima, tant'è vero che poi l'ho arricchito di disegni sia a colori sia in bianco e nero. Questo di qua, bianco e nero. Cosa raccontano questi disegni? Ma sono 2 campionati di Serie C in cui l'Agassi non c'è, perché l'Agassi era in Serie D, va bene? Però io l'ho fatto perché lui, quando vedeva questi disegni, voleva sempre riprenderli, perché lui ha avuto tante volte, incominciava a fare le prime presentazioni al Circolo Empedoclea, eccetera, eccetera, quasi sempre presente con Eugenio Cairone, quindi insomma, e lui, ho voluto tributargli questo libro appunto per mettere evidente il fatto che lui gli piacevano questi miei disegni. Bene, lo ricordiamo, Gerry Butera, per le grandi cose che un'altra cosa, fatto. Scusa, che volevo Prego, dire. Questo libro sarà presentato dopodomani al Caffè dei Fiori, Villaggio Mosè di Veneziano, in cui insomma, ci sarà questo alle 18:30. Venerdì, il giorno 31 gennaio. Alle 18:30. Bene, ritorniamo al sindacato. Toto Parello, ma quali sono le preoccupazioni del settore pubblico in questo frangente storico? Problema occupazionale, nel senso Il microfono. il problema di coprire con le nuove assunzioni le persone che nei prossimi anni andranno in pensione. La quota 100 a causa della quota 100. Anche... Assolutamente sì, è uno dei settori che ha avuto la maggiore adesione. Questo sta anche a indicare il fatto che magari non si vive così bene. Capisco che, come dire, il luogo comune è quello dell'impiegato pubblico sereno che va e il suo ruolo si esaurisce nel beggiare la mattina. Oggi negli uffici, ripeto, 200.000 persone in 10 anni e si prevede che nei prossimi 5 anni e nei prossimi anni andranno via 500.000 persone. E questo cosa comporta? Il fatto che se non si provvede immediatamente con un piano di assunzioni straordinarie, in questo noi a livello nazionale ma noi anche a livello territoriale, ci tengo a dirlo, stiamo cercando di fare rete per far presente anche alla cittadinanza il fatto che se i servizi pubblici non funzionano ne perdiamo tutti in termini di qualità della vita e in termini di possibilità di attrarre anche investimenti. La situazione, faccio solo alcuni esempi così, all'Agenzia delle Entrate abbiamo detto e alle dogane, perché la mobilitazione riguarda entrambe le agenzie fiscali, si concluderà con una grandissima manifestazione giorno 6 febbraio a Roma, appunto a conclusione di questo stato di agitazione, con la speranza di ottenere dei risultati tangibili, ma in tutti gli uffici della provincia la procura è messa da un punto di vista degli addetti amministrativi messa malissimo, la prefettura è messa male, il provveditorato è messo male, la capitaneria di porto è messa male, le dogane sono messe male, l'INPS è l'unica amministrazione che ha avuto nell'ultimo anno la possibilità di assumere, ma le assunzioni che ha fatto sono state a malapena sufficienti a riportare ad un livello accettabile. Pensate bene, l'INPS prima di aver assunto... perché è aumentato il lavoro o perché è diminuito il personale o tutte e due le cose? Entrambe le cose, in alcuni casi si sono operate delle fusioni, ad esempio l'Agenzia delle Dogane ha assorbito l'Agenzia dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate ha assorbito l'Agenzia del Territorio, quindi l'INPS ha assorbito l'INPDAP, l'ENPALS, l'IPOST. Il piano industriale, ad esempio, dell'INPS aveva nel 2011 31.000 dipendenti a livello nazionale, oggi nonostante le assunzioni siamo 26.000 e assorbito, l'INPS all'epoca era da solo, le funzioni dell'INPDAP che stanno liquidando appunto le pensioni della quota 100, il reddito di cittadinanza, ma potrei continuare. Dovrebbero avere un incremento una quantità enorme per il maggior lavoro, no? Cose. Come dire, vincolo tecnologico invariato, perché considerate che le procedure su cui lavorano dal 2011 oggi non sono che siano cambiate chissà quanto. Quindi questo è lo stato dell'arte e, ripeto, una pubblica amministrazione che funziona è un servizio utile per tutti, ma anche per attrarre investimenti.
e ciò si può fare solo con meno normazione, più flessibilità e più ascolto da chi vive realmente, quotidianamente gli uffici pubblici. Ci sono colleghi che veramente vivono situazioni di stress al lavoro correlato non indifferente. Stare allo sportello dell'INPS non è semplicissimo, all'Agenzia delle Entrate non è esattamente semplice, perché la gente ovviamente è esasperata e spesso trova un terminale che non ha alcuna responsabilità dell'inefficienza. Dottoressa Bosco, anche la sanità non è che è messa bene. Io mi sono limitato alle funzioni centradi, ma si potrebbe annuiva dire la dottoressa Bosco quando si parlava di carenza di personale. Ho l'idiosincrasia, non sopporto più le feste di pensionamento perché sono contenta per chi va in pensione, ma credetemi è veramente... Io personalmente ne ho viste così tante feste di pensionamento. Ma all'inizio eravamo tutti contenti, non avevamo capito, gli facevamo gli auguri, ora invece è diventato... Il carico di lavoro viene redistribuito. Il carico di lavoro che io invece devo dire, il nostro carico di lavoro è soverchiato perché dobbiamo rispettare molto e più, per esempio io mi occupo di vaccinazioni, abbiamo tutte le sedi vaccinali nella provincia, negli ultimi anni c'è stata l'obbligo delle vaccinazioni per l'età scolare, no? Quindi è aumentato di molto, recuperi, bambini da vaccinare, poi abbiamo un calendario vaccinale regionale meraviglioso dove offriamo veramente, è uno dei migliori in Italia, offriamo tante vaccinazioni, vaccini anche molto, il vaccino per il meningococco B, meningococco C, diciamo che è uno dei migliori e ve lo dico veramente con orgoglio, però questo presuppone che i bambini vanno e vengono dai nostri gabinetti vaccinali, mentre si è depauperato il nostro numero di infermieri, di medici che sono andati in pensione. Poi c'è anche l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale, quindi negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo, e credetemi anche lì, dopo l'infermiere ha vaccinato, il medico devono andare a caricare tutte queste vaccinazioni, perché se vogliamo essere all'avanguardia, anche rapportandoci al cruscotto regionale e all'anagrafe nazionale, dobbiamo avere tutti i bambini registrati in anagrafe. Quindi tutto questo chi lo deve fare? Il momento in cui ci sono degli incaricati, tu li formi e poi vanno via, è veramente... Devo dire che la nostra azienda adesso si sta muovendo anche... La situazione si spera insomma in un miglioramento, però quando i grandi cervelli vanno in pensione, quando un primario va via, anche in un'età ancora 62-60, è una grande perdita, perché c'è tutta la sapienza che non è passata alla persona, a nessuno. Per cui oggi una collega giovane mi ha detto: come vorrei subito venire a lavorare con te, perché so che questo è il momento perché io mi fortifichi. Cioè mi ha dato onore, però è pure vero che mi è dispiaciuto, perché ha ragione, perché bisogna formare anche, non si può da Amlè diventare, assumere. Bene, come avete visto e sentito, spero, insomma, quest'ora è praticamente volata, abbiamo parlato di tante cose interessanti che spero hanno coinvolto i nostri telespettatori, e prima di passare alla parte finale dei saluti, che ricordo ai nostri gentili ospiti qui a Target viene fatta in maniera particolare, ecco, forse sarò sempre ripetitivo, ma è giusto dirlo, non semplice grazie e arrivederci, no? Voglio che lo fate con, non lo so, con una frase, con un pensiero, con una citazione, con un buon proposito in relazione a quella che è la vostra attività e per la quale siete stati invitati qui. Mentre voi ci pensate, noi ripassiamo il microfono a Morena per una nuova esibizione, e poi magari anche tu ci saluterai con i tuoi progetti per il futuro. Cosa ci propone adesso, Morena? Nuovo di Laura Pausini. Prego, al centro del nostro studio, ancora per voi, prima dei saluti finali, Morena Rubino. Entrepaste mi corazón. Yo que nunca en mi vida perdí el control. Nos pagamos, bailamos esta canción. En tus manos mi cuerpo se abandonó. Tú y yo conectados, sin pensarlo, todo sucedió. Apagamos todo alrededor. Eres un hechizo para mí. ¿Cómo fue posible antes de ti? Es sobrevivir. Eres un hechizo y ya lo sé.
que hice ayer. ¿Qué te hice ayer? Lo que siento por ti va creciendo más. Va creciendo más. Me pregunto qué pasa, por qué será. ¿Por qué será? Tú y yo conectados. Sin pensarlo, todo sucedió. Tú y yo enamorados. Apagamos todo alrededor. Eres un hechizo para mí. ¿Cómo fue posible antes de ti el sobrevivir? Eres un hechizo y ya lo sé. Lo que espera está por suceder. En tu fuego yo me prenderé. Oh, 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 oh. Brava Morena. E proprio con Morena iniziamo i saluti e i ringraziamenti per la presenza e la partecipazione. Tanti auguri per il prosieguo di questo tuo modo di essere, per questa tua passione, e speriamo insomma che ti possa portare a palcoscenici più importanti. Grazie a Morena Rubino, il tuo saluto Morena. Grazie. Spero un giorno comunque di poter insegnare il canto. Grazie a Totò Parello, responsabile funzioni centrali della CISL Funzione Pubblica. Grazie a voi per l'invito, grazie per averci dato l'opportunità di condividere questi temi. Come frase prendo in prestito quella del nostro segretario nazionale, che ci dice sempre che dobbiamo imparare a far praticare le persone a cui ci rivolgiamo con le proprie vulnerabilità, perché spesso dare la soluzione alle persone a volte è controproducente, ma condividere la soluzione può essere un modo per creare un sindacato di prossimità e fare rete. Grazie a voi. Grazie a Basilio Borgo, scrittore e grafico, e grazie per il pensiero dedicato a Gerry. Perciò voglio fare diciamo un augurio, anche se sembra un po' diciamo esagerato, a Gerry, che ci sorrida da lassù, che si compiaccia sempre del nostro proseguimento. E poi mi auguro, un augurio a me stesso, di essere sempre in salute, che ho 71 anni, però sembra che il tempo mi si sia fermato, e avere la mano sempre ferma per arrivare a 50 edizioni. No, 100. Devo arrivare a quota 100. A quota 100. L'ha detto il governo. A quota 100. Grazie a Gina Bosco, direttore del servizio di epidemiologia dell'ASP di Agrigento. Grazie a voi. Io, siccome mi occupo di prevenzione, invito tutti quanti a rispondere alla prevenzione in maniera positiva. Innanzitutto vacciniamoci, vacciniamo i nostri figli e crediamo in quello che stiamo facendo, perché è la giusta via. E quando ricevete a casa l'invito a partecipare allo screening, per gli screening oncologici, sappiate che quella è un'opportunità di salute e di vita che arriva a tutti quanti noi e non dobbiamo rinunciarci.
c'è tanto impegno, tanta spesa dietro tutto questo, cerchiamo di migliorarci, ancora dobbiamo fare tanti passi, però rispondiamo alla prevenzione credendoci, ecco. Grazie a Gerlando Amato, presidente di Panathlon Agrigento. Io ringrazio voi per il dato modo di far conoscere ulteriormente il Panathlon. Dico questo, il Panathlon International si è fornito di carte. Abbiamo la carta del Panatleta, la carta del Fair Play. Io tengo in modo particolare a 2 carte: la carta dei diritti dei ragazzi a far sport e la carta dei doveri dei genitori a fare sport ai ragazzi. Quindi mi permetto di fare un appello ai genitori e agli allenatori di fare sport ai loro figli e ai loro allievi in maniera serena, senza spingerli perché devono per forza raggiungere un traguardo, senza a volte io vedo in televisione che ci sono allenatori che impediscono contro il loro giocatore, il ragazzino, perché non va. Farli giocare serenamente e applaudirli e sostenerli quando non vincono, perché credo che sia la finalità dello sport è quello di partecipare serenamente. Grazie a Rosario Manganella, presidente dell'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone. Grazie a voi per l'invito e chiuderei con un'agitazione di un uomo, di uno degli ultimi sopravvissuti dei campi di concentramento, che purtroppo è morto nei giorni scorsi, Pietro Terracina, il quale a proposito della memoria diceva: la memoria non è ricordo, ma è quel filo che lega il passato al presente. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci e buona serata a tutti.